Siamo a Parco San Valentino dove oggi presentiamo il cortometraggio Il mantello di carta. È l'ultima giornata di riprese di questo lavoro interamente girato a Pordenone che racconta appunto la storia della malattia e dei bambini inguaribili in un modo però molto delicato, molto anche leggero e profondo. La protagonista, un volto notissimo della cinematografia e del piccolo schermo, Sara Damario, è appunto protagonista del lavoro con un ruolo tra l'altro che ci racconterà in modo approfondito dal doppio volto, diciamo. E infatti quando Giulio mi ha chiamato, insomma, qualche mese fa, all'inizio insomma ero molto contenta, primo perché appunto avremmo aperto di nuovo il canale della nostra collaborazione artistica, che mi fa immenso piacere perché è un professionista di altissimo livello, e sono contenta che adesso riapra il canale della regia. Accanto ai grandi successi da illustratore e disegnatore. Ovviamente poi sono stata felice anche di incontrare Pasqualino, che non conoscevo, Omar. Giulio mi aveva mandato, oltre alla sceneggiatura, anche tutta la, diciamo, documentazione sul progetto e quindi sulla fondazione, e ho avuto modo di scoprirla, perché devo dire la verità, la ignoravo, come tanti, no? E quindi la mia riflessione è stata duplice. Da un punto di vista professionale mi veniva chiesto di interpretare un personaggio che mantenesse un suo rigore professionale, quindi un medico professionista, insomma un bravo medico, lasciando nell'interpretazione però una leggera ambiguità all'inizio, cioè questo medico all'inizio deve sembrare la mamma. Quindi questo faceva sì che dovevo ammorbidire il medico, quindi non c'era quello che a volte succede, forse non tanto con i bambini, ma può essere che per difendersi alcuni medici prendono un pochino le distanze, no? E anche per non sobbarcarsi emotivamente, probabilmente, di tanta sofferenza, c'è il rischio che prendano un pochino le distanze. Questo medico nella nostra storia invece deve essere molto empatico. E quindi ha una dolcezza, una serenità. Quindi è voluta un po' questa ambiguità, cioè come dire, lo spettatore deve pensare a un rapporto materno, sì, prima di scoprire. Sì. Quindi ecco, il personaggio era, per come era scritta la sceneggiatura, era molto chiaro, questo ha facilitato molto il mio lavoro. E da un punto di vista personale ho ritenuto che il progetto fosse di grandissima importanza, nel senso che rendere noto ai più, quindi non solo a chi purtroppo deve affrontare un problema del genere, ma anche a chi ha la fortuna di non doverlo affrontare, rendere noto che esistano queste realtà e che debbano essere sfruttate con l'aiuto di associazioni e fondazioni come quella che rappresenta Omar, e quindi il fatto di prestare il mio mestiere per rendere divulgativo un messaggio così importante è stato il secondo motivo, oltre al piacere di lavorare con Giulio, che mi ha fatto dire subito sì. Giulio De Vita, co-sceneggiatore nonché regista del cortometraggio. Io ho cercato appunto di interpretare dal punto di vista artistico questa tematica che Omar mi ha fatto scoprire quando mi ha chiesto di collaborare appunto per la prima volta lì sulla mostra del fumetto, e ho cercato subito un po' di mettere a disposizione tutte un po' le mie conoscenze, le mie esperienze dal punto di vista sia grafico, anche un po' anche pubblicitario, perché visto che ho iniziato io la mia carriera in ambito pubblicitario, quindi ho suggerito diverse strade che si potevano intraprendere a livello di comunicazione per appunto divulgare, portare a conoscenza le persone di questo tema, di questi argomenti. E dopo appunto aver battuto la strada del libro
ci siamo detti, ma cosa facciamo dopo il libro, dopo il successo di questo libro che pur non avendo una tiratura altissima, abbiamo stampato 1000 copie, è andato esaurito, con gente che appunto che l'ha ordinato, senza una vera distribuzione, perché l'abbiamo un po' distribuito solo a livello locale e su internet. Appunto ha avuto una bella attenzione, abbiamo avuto grande partecipazione di questi autori, soprattutto degli editori. Ecco Omar Leone, che è il responsabile per il Friuli Venezia Giulia della Fondazione Maruzza, nonché coproduttore di questo corto. Il progetto del mantello di carta, sia il libro inizialmente che il cortometraggio adesso, si situa all'interno di quello che è l'obiettivo primario della Fondazione Maruzza, in primis a livello nazionale, e dell'Associazione Maruzza Friuli Venezia Giulia che rappresento, cioè quello di sensibilizzare la tematica del bambino affetto da patologie inguaribili e alla risposta che si può fare, che si deve dare delle cure palliative pediatriche, che sono tutto quell'insieme di interventi sociosanitari che possono migliorare la qualità di vita sia del bambino che di tutta quanta la famiglia in questione. Parlare di queste tematiche non è mai facile. Fino a poco tempo fa c'era un approccio fondamentalmente tecnico, si parlava con diapositive, si parlava con medici, si parlava con numeri, si parlava con i nomi terribili delle patologie. E la gente normalmente queste cose non le vuole sentire, non le vuole ascoltare. L'idea di approcciarci in maniera diversa e cambiare completamente sia il piano comunicativo sia il target comunicativo è partito proprio con il mantello di carta, un'iniziativa che ha preso scintilla da Mary Papais, che un giorno è venuta con Stefano Bernabei e con Romeo Tofanetti chiedendo di aiutarci a fare una mostra di fumetti. Da là invece poi con l'incontro di Giulio Di Vita si è sviluppato invece quello che è stato proprio il mantello di carta, quindi un libro che contiene un racconto scritto da Carlo Lucarelli e poi tutta una serie di illustrazioni fatte da, come sapete, famosissimi illustratori.